Grazie a Federico, grazie a tutti gli altri, a tutti per essere qui, in un appuntamento che non sommeava veramente importante. Perché è vero, ciò che diceva Federico, noi, la nostra generazione aveva già un futuro che in qualche maniera era stato maneato da tutti dai nostri spari, che hanno portato fuori questo porco paese, al diceva qualcuno, no? Di una tragedia immane come che era stato il fascismo, le tremende della seconda guerra mondiale. Quindi la nostra generazione aveva già un futuro che in qualche maniera era stato maneato. Loro hanno un problema e un privilegio. Il problema è che questa nostra generazione, che il futuro lo ha sprecato, lo ha completamente sprecato, lo ha buttato via come che non fosse. E questa è una colpa che qualcuno nos domanderà di rimediare in qualche maniera. E nessuno di noi è indenne di queste responsabilità. Però è anche un privilegio enorme, e che è il di inventarsi un futuro, che non è una roba di poco. Inventarsi un futuro come che possa essere degno dei loro siums. E chi sul palco viene una bella rappresentanza in tanti settori di attività culturale, sociale, civile, morale delle nostre società, e quindi un gran bel esempio. Si diceva i maestri di domani, è vero, però sono convinto che possono essere anche i maestri del DDV, un vero maestro non ha età. È qualcuno che probabilmente non ha la verità a sacchette, che hanno la verità a sacchette non sono maestri, sono sciamans che fanno fente di essi maestri e alla vending per solito le verità che dicono di veta sacchette. Il vero maestro è un che si pone dei problemi, che al CIR di capire come funziona l'argagno, le trappole. E mi pare che io conosco tanti di loro, io conosco tan ben, qualcuno di loro manco bene, però è una roba curiosa, non conosco ben loro, ma conosco ben i loro maestri, quindi è una roba che in qualche maniera si pe tal cercli. E allora in queste serate che durerà un'orute alc, giusto per sei, per sparare intensità dagli oldi, che ogni tanto si dismentina anche, no? Per arrivare a suppale bene, senza brodais, io ho pensato di fare loro qualche domanda generale, una domanda, e dopo loro risponderanno su questo macro teme, ognuno come che ha la voglia di rispondere. Quindi io sono un stice Boris e Vonde. E ho coraggio, Federico, io non sono un maestro, assolutamente. Ho perduto ogni costellazione, ho perduto ogni senso di drezzamento, di tanto tempo. I maestri sono quelli che ti dicono le strade di fa. Però sono un curioso, che sicuramente, e quindi io sono un cerchiador di stradis, e in questi stradis ho incontrato poi di qualcuno di loro e ho avuto il privilegio di imparare tanto di loro. E dopo di mesi mettiamo insieme tante emozioni. O tacchin, dal momento che due di loro si occupano di musiche, o tacchin proprio te con une chiantose, si diceva una volta, e dopo o la ring davanti. E quindi al vise nodale, alla chitarra, e Nicole Cociancic alla voce, dopo probabilmente faranno anche a voi, magari si sgambina anche i ruolos. Prego. Allora, un gran battimano, ovviamente. Facino un chiam alla chiarniele che non senti di lontano, io la 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 che non senti di lontano e che non senti in che casella
legno curigi oi lai lin lai la la lai lin lai le la legno curigi al vegno e scur di ploe schwitzen si u al país yoi lai lin lai la la lai lin lai le schwitzen si u al país e voi l'avio di daño giovi sale vivo sale moi yoi lai lin lai la la lai lin lai le sale vivo sale moi e sale vivo voi la chiatalu sale muart voi la indavu yoi lai lin lai la la lai lin lai le sale muart voi la indavu e sale già da sepolture io lo voglio sgarfa fur io lai lin lai la la lai lin lai le io lo voglio sgarfa Nicole Kociancic e Alvise Nodale, grande voce, grande interpretazione, no? Tachin ben col gruppo strength dentro de gose. E allora le prime beh, intanto, scusami perché sono state presentate, però alle anche biel disi che tutte queste gioventù ha vinto premi importantons, cioè non è che se in chi passasse per casa, Federico io ha domandato di là dentro, insomma, perché Gianluca Ceccato che si occupa di poesie. La roba interessante è che sono tanti registri che dialoghi tra di loro, che dopo di mesdì, dal 2021 ha chiappato il premio Piluti, che è un premio importante proprio no? dalla critica letteraria. Nicole il premio Ciampi dal 2024, appena passata, è uno dei premi più importanti a livello cantautoriale dal paese italiano. Davide, che è un fotografo interessante, va sgarfà antropologicamente elementi squindus delle nostre regioni, il premio Giovane Fotografia Italiana dal 23 al Vise. Anche lui ha le fresh di premi, Augusto Daolio dal 2024, cioè sono nomi importanti, e Giulia Sassara, che si è appena laureata veramente di poco, un premio che
che porta il nome di un maestro straordinario, di un lusor grande delle nostre chiere, che è pre Pierluigi di Piazza, e quindi a loro un altro battimento forte, perché è arrivata a fa, Allora, le prime considerazioni che us butti così sul Brear hai chiesto, o sei tan giovins, o pensi che al sedi complicato, farsi strade in un paese di vecchios, in un paese là che i vecchios stanno sentati sul trono e non molin, e anzi sono gelosi di Tignilu Strent. E allora, proprio le prime considerazioni che us domandi hai chieste, e cioè troppo veso investiti, troppi sacrifici, troppe attenzioni, c'è tante rinunce, senti, no? Fatti dal vostro team, dalla costruzione del vostro team, per arrivare ad ora a mettere insieme quegli elementi che ognuno di noi al clame siump, e che per fortuna con le bravure, con le attenzioni, con il talento arrivano ad ora a diventare anche un troio, una strada che non smene durante che speriamo di poter là. Quindi ecco, provate, ovvio che le prime, tu sei tu che tu hai il microfono in mano, ecco, prove a contarnos c'è tipo di costruzione tu hai fatto, le tue vite, e c'è tipo di intenzione che tu hai anche di mettere insieme, e magari conti anche di che si tratta, no? Quale che è le cifre della tua personalità. Allora, buonasera a tutti. Vorrei cominciare dicendo che non sono mai stata sola in questo percorso, quindi ci sono stati tanti sacrifici, sì, tanta dedizione, tanta tenacia, ma non sono mai stata sola. Ed è vero che siamo in un paese di meno giovani? Vediamo. No, dici proprio te vecchios. No. Però sono stati fondamentali tutti questi meno giovani nella mia vita, perché mi hanno sempre guidato, accompagnato, e se sono qui ora è grazie a tutte le persone che sono state a fianco a me. Allora, il mio progetto, vorrei dire che lo sto scoprendo volta per volta. Mi piace il diritto, di fatto mi sono laureata in giurisprudenza, e il diritto per me rappresenta il modo attraverso cui comunicare con le persone. Qui sono su una platea con artisti di ogni genere, super artisti. Anche per me il diritto rappresenta una forma d'arte, e è stato un onore partecipare al premio intitolato Don Pierluigi di Piazza, è stato altrettanto un onore vincerlo, e quello che ho condiviso in questo premio è stato il valore della dignità. Quindi io sono cristiana, Don Pierluigi di Piazza viveva nel Vangelo e cercava di attuare il Vangelo attraverso appunto principi cristiani, quale anche la dignità. E io mi sono laureata in diritto del lavoro e ho sempre considerato che il lavoro possa essere il modo attraverso cui ciascuno può realizzare se stesso, e mi piacerebbe un domani da professionista aiutare le persone a realizzarsi in questo modo. Poi ho tanti progetti, al momento seguo la pratica per diventare avvocato, una pratica per diventare consulente del lavoro, le idee ci sono, il tempo penso sia investito appieno, c'è solo un po' di spazio per qualche passione sportiva. E Tipo? Il golf, lo sci e la vela sono... E mi piacerebbe lasciare un contributo. Sembra una cosa scontata. Mi ricordo quando studiavo, ho fatto un liceo classico, quando studiavo letteratura, leggevo di tutti questi letterati, filosofi, poeti che volevano lasciare un segno. Mi dico, chi sono io per lasciare un segno se loro, pochi a malapena, ci sono riusciti? Però questo sarebbe il mio progetto e spero di farlo fruttare. Biele, interessante, grazie. Ottachin veramente bene, tra l'altro tu hai detto giuste, Pierluigi era un predi, tu hai affrontato una tematica sul lavoro, la nostra Costituzione, che è laica, che proprio con un articolo che fa dal lavoro, dalla dignità del lavoro. E se mi permetteis, io considero Pierluigi un maestro, un gran maestro. Quando avevi di sposarmi,
la mia femmina che era stata a scuola con Pierluigi le insegnava religione al sello, la mia femmina ha fatto il sello. Io gli dite alle femmine, chiaro che io non mi sposo inglese, non sono un crodint. E io mi dite, io e voi di sposarmi con Pierluigi. Io dite, io speravi che tu sposassi me, non Pierluigi. E dite, boh, sì, però è di sposarmi con Pierluigi, se no non mi sposi. E dite, ma c'è vino di fa. I suoi là, lo conoscevi già di tanti anni, Pierluigi sono là a tabacco con lui, a si dice in camera caritatis. E dite, Pierluigi tu mi conosci, io non credo in Dio, se non fai io sposarmi con te. E lui mi chiama e pensa un po' che fa, bon, tu non tu croderai in Dio, ma Dio ha creduto in te, quindi non sono problemi. E questa è una risposta di maestri, no? E Pierluigi ci ha insegnato che spindi il team per fruali scarpis perché atris è le uniche scelte che in te vite conte di fa e il lavoro te nostre Italia in questo paese così strampa è veramente un elemento perché combatti forte e quindi fate le prime considerazioni a cui passi tu il gelato lì, a Degan, allora Degan, fotografie, sì, storie, conti un salc. Sì, mandi ad occhi. Beh, grazie per avermi invitato, prime robe. E poi niente, ho disares, disegno che per me le stesse cose che tu hai detto tu, no? Cioè, comunque alle spalle dell'ent diversamente giovane, che mi ha sempre supportato di vecchios, sì, non sì. è mica un'offesa. No, sì, di vecchios che mi ha supportato, dicendo che fondamentalmente facendomi credere che può fare che vuoi di fare, no? Altri tanti ho di dire anche che robe qua e sono altri vecchios che rappresentano le istituzioni che per noi artistas e creano un ambiente non facile di vivere perché o vendi essere onesti, no? Anche o disegno che purtroppo in Italia l'arte è considerato un passatempo, è considerato in inglese lo chiamano entertainment, quindi è come il ballon, che è anche il ballon cultura, no? Però il problema è che quando tu vedi l'arte come intrattenimento, non tu vedi le capacità di politica culturale che ha di far evolvere una società. E queste robe purtroppo ti sburte a ciri disegni sostentamento di qualche altra banda. E quindi io mi sono laureato in Olanda e come sono in Belgio e paradossalmente i miei lavori sono in collezioni internazionali e non tanti in collezioni italiane, no? Anche perché ho tabai di tematiche che non sono semplici o le mie ricerche visuali disegno al tabai al CIR di capire il significato di identità italiane in un paese che è un paese postcoloniale che non sa di essere un paese postcoloniale e che non ha mai affrontato il fascismo. E quindi io in qualche maniera sto facendo una ricerca storica su come l'immagine, che ho di là in italiano perché lo hai sviluppato in inglese, non riesco a tradurre in furlan, su come l'immagine è stato un strumento fondamentale per creare un'identità di purezze italiane astratte e per mettere ai margini altre situazioni che formano l'Italia, no? E queste cose non come col fascismo, ma dall'unità d'Italia, quindi in qualche maniera apolitiche, destre e sinistre, perché ho ben di ricordarsi che le prime colonie, o meglio, il primo tentativo di colonie in Africa è venuto con un governo socialista, quindi di sinistra, e lo stesso Lombroso, egli era un uomo di sinistra, egli era un antifascista, però o sapeva che come dipingeva le persone dal sud, no? Che egli era le prime colonie italiane, quindi le mie ricerche fotografiche in qualche maniera al mire a offrire una narrativa alternativa, cioè che è vendata in te scuole, ecco. E ci rifà
con le immagini, è un lavoro intersezionale che non è come immagini, ma anche disegno collaborazioni con scrittori e disegni professionisti di altri settori. Quindi quello è un po'. Grazie anche a Davide che è venuto fuori ormai 2 anni fa, 2 anni fa con Sclavanie, che è una ricerca fotografica sugli sbaladis, un lavoro penge di tempo continuo, un lavoro interessante. Vino di sbrissare sulle poesie, sulle parole, il senso della parola. Allora, ringrazio per l'invito, ringrazio anche Duccio Quancius di essere qui. Per me, allora, a scrivere da qualche memoria, per me le poesie è una forma insomma di appartenenza, identificazione, esistenza e resistenza, soprattutto. Perché hai sempre vissuto insomma le poesie come una voce di resistenza dentro di me, ma anche dal collettivo, quindi dalle parole di che altri. Di sempre che le poesie per me, ma in realtà anche per i poeti e le poetesse che sono incontrate nella mia vita, non esiste se non esiste in che altri, se non esiste il mondo in cui viviamo tutti. Quindi le mie poetiche è sempre state non individualiste ma collettive, che ha sempre puntato a un certo tipo di coesione, un certo tipo di visione politica, perché non bisogna secondo me avere paura di schierarsi e perché disinduca il che fa in realtà le politiche, sia che scriviamo poesie d'amore, sia che scriviamo di altri rubis. Quindi io ho sempre tentato dal mio pizzul di contare e di avere una visione che puntasse a una transgenerazionalità, no? dalle parole. Quindi, tabagliando di vecchios, sono tutti incazzi, sono di vecchios. Giusto. Di vecchios. Soprattutto in poesie, no? Avere un rapporto con il vecchio è sempre avere un rapporto con le tradizioni, no? Sappiamo benissimo che le tradizioni poetiche è il grande fardello, no? dalle poesie contemporanee, no? Quindi hai sempre seguito di là ai miei maestros, che possono essere Maurizio Mattiuzza, che può essere Giacomo Witt, che è chi fra di noi e hai seguito in qualche modo di tradio, no? Perché il grant le conseguenze di questo è il tradimento dalle tradizioni. E mi sono trovato soprattutto dal periodo dal Covid, no? Che ero in 2 serate in casa, a ragionare proprio sulle poesie, su ciò che insomma significa essere un poeta e scrivere poesie al di voi, no? E sono arrivato non alle conclusioni, ma al primo ragionamento che per me poesia significa cercare con i morti. Per me poesia è la lingua dei morti. Quindi se può essere, sempre, dicono che è sempre più facile leggere le poesie che spiegare, perché tu arrivi subito al dunque. Quindi le poesie che vengono da fuori dicono che il periodo lì, che dopo è là dal primo Pirutti, è questa, è si lingua. Fevelà per i morti e per i morti vivi, incastrati in rete, di là dai confini delle parole. Jessi lingua comporta la cura dei vers, per tutti voi descritte verità, de font arbol, dall'oral segreto. E ve la leggo anche in italiano, così se qualcuno... Parlare per i morti e per i morti vivere, incastrati in reti al di là dei confini della parola. Essere lingua comporta la cura dei versi, per tutti gli occhi di scritta verità, estinto albero dall'orale segreto. Ecco, vorrei dedicare questa poesia, dedicare queste poesie a tutti quelli che hanno perduto Alc della loro vita, che sia una persona, che sia anche una piccola ruba, un sogno, un'utopia, perché è sempre importante riconoscere il lutto, ma anche il lutto positivo, che ti porta dopo a costruire una società e un mondo che punta di sempre di più alla coesione, alla collettività. E dedichi voi queste poesie anche a Gabriele Galloni e Lorenzo Pataro, che le morte pochi giorni fa,
che sono stati tutti e due testimoni a vicende mie e io di loro, di un percorso poetico che l'ha portato dopo a un giornale in verso, un giornale di poesia, e dediché insomma a loro queste poesie, per dire che soprattutto arrivando dopo al dunque, se mai arrivavamo al dunque, che le poesie è immortale e i poeti sono legati all'immortalità. Quindi quel che io tento di scrivere in realtà è testimonianze che arriverà dopo la mia vita. C'è bien, considerazioni penges importantes. Grazie. Grazie. Nicole. Mandi a tutte e a tutti. Ma io volerei partire facendo un ringraziamento a voi che siete qui, a cui che non sono acclamate e invitati, e anche a te, perché mi è piaciuta tanto una roba che tu hai detto, tu hai staccato a chiacchierare, disint che non tu sei stato solo in tal tuo percorso, ma riconosci, rendi conto anche alle persone che non si è stati besoi in un percorso, che non vi fate noi besoi e non saremo mai besoi e besoli in nuova vita, è una roba importante. Forse allora il futuro, in che sì è vero, è un mondo fatto vecchio sta il presente, ma forse se partim con queste robe qui, forse non potresti fare altro allora per il futuro. Forse è vero se tachin così, se tachin riconoscendo, cioè potremmo creare un futuro biel, no? Riconoscendo che non si imbessoi e fare le robe insieme, queste sono le robe. Ti ringrazio per averlo detto proprio te subito, questo per me è stato importante. E dopo sì, i vecchi, è vero, insomma, sono in tanti, però secondo me Basta spietare un po', eh? Sì, certo. però secondo me a Manculio mi si avuto una fortuna grandissima, no? Perché sono, sì, è vero, tan vecchios, tal presente, mannaggia, volevo dire un'altra parola, ma mi sono fermata. Sì, sono vecchios, per esempio, vecchios chiaramente intendendo adultos, insomma, no? Che c'è l'esempio, no? Qualcuno che nos dà, è tipo, non sai, rispedì dal proprio paese, una persona che in Libia a fa morire la int mal, no? Oppure un che è stato assolto a un processo perché dopo aver copato tante int al mare, oppure una che week in televisione, insomma, i vecchi che nos danno esempi, no? Non tanto no, forse ti vin, insomma, io ho 26 anni, 27 quasi, e forse come arrivi ad avere sicuramente una mia opinione sulle robe, però pensi a me sur, per esempio, che andava a vincere, o a me frati che andava a cutuardis. E loro anche questi esempi. E allora io ho avuto una fortuna grande che hai avuto vecchios, ma miglior di che hanno frati come. E quindi, insomma, per fortuna ho imparato tanto di te, Agno, non ti stai dando al vecchio, ti stai dando all'adulto. Di te, di mio pari che è lì di Fur, è stato un esempio grande, me mari, e mi piace pensare che ta musica, ta nostra arte, cioè che fasi di Heinz, è stato difficile, sì, sacrifici sono stati, insomma, la classica roba che si sente in tutti di io al Vise, che sono insieme di più di Heinz, la roba che si sente in tutti di più è... Sì, perché c'è fasto di lavoro. Sì, perché ormai è banale, però è vero. Suni. Sì, boh, è biel, è viva, ma c'è di lavoro? E allora c'è fasto. Niente, non fas niente, sto a chiesa. Però, chiale, Agno, qui dentro sono degli esempi sono incredibili. Allora, i colonos a prescindere, no? Come persone, come associazione, come... a Danilo, che io ho avuto la fortuna di conoscere di poco e di persone, Ulderica, una
io ho voluto un buon, e anche ieri l'hai conosciuto di poco. Vedi non arrivavi a più. Sbrisse. Sì, sì. Sbrisse per... Massimo Moretuzzo che a me mi ha insegnato tanto, veramente. Mi ha chiamato tanti svolti a suonare, sempre in situazioni professionalmente alti, nel senso che ho imparato tanto, magari l'avevi a suonare 4 talks e le persone che chiacchieravano di tema e per me sono stati sforzi le situazioni che mi hanno cresciuto tanto. Non sai dove l'hanno l'uviot, ma è Maurizio Artico, che è il presidente di un'associazione meravigliosa a Trisesin, che non sa quasi, forse non discreato, ma quasi me al viso come musicisti, vi imparate tanto anche di lui. Quindi, dulcis in fondo, volevi dire che sì, vi fate sacrifici per fare che smistir, io faccio tanto, perché come si diceva, insomma, l'arte, la musica, la poesia, la fotografia, tutto è considerato forse di un livello più basso dal lavoro, di qualsiasi altro mestiere. Però si infortunati perché vi ascoltate i vecchi giusti e io mi sento tan fortunata e grazie per aiutarnos e venus insegnarnos anche mo tanti robe, io us ringrazio tanto, quindi ecco questo. Grazie Nicole. E viva i vecchios, che giusti. Nicole, grazie. Alvise. Beh, intanto mandi, buonasera, per scerare, insomma, per fare il sunto dal DUT, questa questione dei vecchios, non può combattere, quindi sei facendo amici, no? Così. No, è una battuta che si sempre faccio lì in Straulino, perché ovunque, l'anno passato è arrivato un ticaiesci dal Friuli, ma ovunque da Achilles, lì in Straulino la rondonca saltava fuori, insieme a Sdrindule, quindi insomma, sono stati dei momenti così. Però la battuta è proprio questa, non si può combattere, quindi insomma, sei facendo amici. Noi la questione, secondo me, che assetti noi i vecchi giusti, perché c'è che viene di buon dalla nostra generazione, non in ambito musicale purtroppo, perché è quel che conosce bene e migliore. È stato anche imparare appunto queste robe che se si fa insieme si arriva di qualche banda, se ognuno aspetta il proprio torto, non si combina a fare noi. È un insegnamento che hanno insegnato i vecchi sbagliati, noi vecchi sbagliati, però hanno una generazione di musicisti che se tu clami uno tu puoi clamare che l'altro perché se no salta fuori l'inferno. E quindi anche questo è un insegnamento, di capire dice bande traisi, però insomma da questi insegnamenti qui appunto lei è sud che tutta la comunità musicale furlana è un gruppo unito e sì, che insomma si rivanta a Iesci come non un besol ma come un gruppo unito di int e che secondo me è una bella roba, un gran vantaggio che viene. Grazie Alvise, interessante. Beh, un giro, una vera pench come riflessioni e dal momento che già Gianluca l'ha attaccata a fevelà di che sono i suoi mestris, mi plasares capire, ma potete anche, sì, non vi problema di rispetto, di teams, come chi volesse. Sono già inquadrati, sono già vecchio, cioè hanno dispettato, cioè basta. Come chi volesse ovviamente, ma Gianluca l'ha detto, insomma anche Nicole in qualche maniera, i maestri sono importanti dalla nostra vita, non importa l'età, no? Paradossalmente può dirsi anche i maestri più giovani di noi, però i maestri sono importanti. Io ho perduto il mio maestro 4 settimane fa, per me è stato un lutto come quando le morte me pari, perché quando tu perdi su maestri tu perdi qualcuno che ti ha dato tanto, che ti ha formato te vite. Il maestro che ho perduto io l'insegnava a Trieste, mi ha instradato in tutto, è diventato me testimoni di gnocis anche,
grande amico, o hai il sospiet che sei anche il pari delle prime figlie, però su queste storie gli hai di indagare. E mi diceva, mi ha detto tante robe, tra le robe che mi ricordi, quando mi ha dato delle lauree, mi ha detto, non sta a pensare che le lauree sia di un diploma di pecchiato dal muro. Prime robe, seconde robe, tu hai di furuali scarpis, perché il privilegio che tu hai avuto tu per studiare non lo hanno avuto tutti, e quindi tu hai di portare ciò che tu sai, ciò che tu devi sapere, a più persone possibili, che sei di giusto, che sei di sbagliato, che tu fai stupidaggini, però cerchi di rigambiare le fortune che tu hai avuto. E dopo mi diceva, quando tu insegnerai, se sei un studente al suo sede, fermi la lezione e domandi scuse, perché la colpa è tua, non le so. E come ultime robe mi diceva, se tu hai di spiegare le poesie, pensa non a questo. E se è più interessante una sessione di anatomopatologie o una bussade? Una bussade. Ora non sta a fare anatomopatologie di una poesia. Fasi ur capì che la letteratura, te arte, te conoscenze, è l'amore, che è la roba più importante. Ecco, che lì, per me, è stato un mestre insuperabile, forte. I mestri non muoiono mai, restano sempre dentro di noi. E allora io os domandi se è stato qualcuno che ha fatto sì che o sei scussi, che in qualche maniera ha le colpe dal fatto che voi o sei chi davanti, e le persone che te vite vostri socialize come le costellazioni dal vostri là. Avrei una lunga lista. Fortunate. Allora, ragiono purtroppo a compartimento stagno, devo impostarmi così, no? Da brava giurista bisogna cominciare così. Allora, personalmente la persona che mi ha sopportato di più è qua in prima fila ed è la mamma, senza nulla togliere al papà. Dov'è la mamma, no? Ah, ecco, la responsabile. Però visto che ho preso il carattere dal papà, doveva sopportarci in due. Quindi, ovviamente, personalmente, lei. E poi però ne ho incontrati tanti per i corridoi di scuola, ne ho incontrati tanti per la mia città, camminando, i miei amici. È vero che i maestri non hanno età, perché l'amicizia mi ha dato tanto, mi ha tolto tanto, perché ci sono state anche ovviamente i coltelli piantati dentro la schiena, che mi hanno insegnato però. E poi, io ripeto, per me la cristianità è importante e il parroco della mia chiesa mi ha permesso anche, della Beata Vergine del Carmine, mi ha permesso un po' anche di conciliarmi sotto alcuni aspetti. Come si chiama? Don Giancarlo Brianti. Ah, Don Brianti, sì, certo. E ci terrei appunto a menzionarlo. E poi sono aperta a nuovi maestri, quindi sono aperta ad imparare ancora, a trovare qualcun altro che mi supporti e mi sopporti e che mi guidi, perché secondo me la guida serve sempre fino alla fine. C'è Biel, disposta a trovare nuovi maestri, bielissimo, veramente Biel, bielissimo. Avanti. No, io non so adesso, mi sa che ti copi. Mia madre e mio pari, ma perché mia madre e mio pari non hanno potuto studiare, erano di famiglia semplice, di contadini. Mia madre è siciliana, metà colombiana, mio pari metà furlan, metà sclav, e sono stati sempre mitus, insomma, ai margini, hanno sempre dovuto lavorare. Però non mi ha, quando sono venuto fuori con le robe ho suonato chitarra per design, e quindi quando ho fatto il conservatorio mi hanno sempre detto non sta a pensare c'è che non tu hai, va che a pace che tu hai di te. E allora Torna a dirlo per piacere. sì, Torna a ripetere. non sta a pensare c'è che non tu hai, va che a pace che tu hai di te. E allora loro. E poi tanti maestri che ho imparato a fare che e pensavi che non arrivavi a fare. Per esempio le superiori, ho ieri un po' che
Sì, dicen che no hai sempre, hai sempre avuto un problema con l'autorità. Eh, ma no in tal senso di là, ma no in tal senso, non in tal senso dicen che può essere stereotipata ai Machiavelli, ma in tal senso che in tal senso Anche io ho il problema sull'autorità, non dipende dai chiavetti. no, in tal senso che non sono mai arrivata a chiappare alc perché qualcuno me l'ha imponuto, no? E allora anche a scuole superiori ho domandato perché. Perché tu mi stai dicendo queste robe qua? Perché non arriverai mai a fare niente? Perché? E in qualche maniera venivi sempre classificato come un sticeboris, un rompicoglioni, sì, un rompicoglioni. E allora ho imparato queste robe qua che io penso che le prime caratteristiche di una persona curiosa è lei di essere un po' rompicoglioni, perché tu hai di là in qualche maniera, no, a indagare. Se non eri così non avresti fatto sclavania, non avresti scoperto giù che menò nelle ere slovene, che gli era stato in qualche maniera, non in qualche maniera, gli era state obbligate a italianizzare il nome, a italianizzare dot, e in qualche maniera a tenere nasconduto una parte di culture che non è poi mia, perché non sai niente di che cultura è, se non c'è che hai scoperto giù, studiando il territorio per il progetto che hai fatto. Stesse robe con le parti meridionali, che è anche in tal mio nome, no? Il mio nome è Davide Degano, però in tal mezzo è ufficialmente un Maria, quindi sì, diseres i miei genitori e poi ovviamente i figuri che mi ispiri, no? Oica, Uderica, di fronte, no? Per rimanere al locale, ma anche giovani, per amor di, cioè, qualche volta tu hai sempre, tu hai disegno qualche disegno, riconoscimento come se tu arrivi in nazionale, no? Tu hai il post di Federica se tu arrivi in nazionale, ma tu hai giovani come i Fantasti Spazio 35 che hanno creato una realtà a Udine culturale uniche, no? E sono partiti da nie, dove con le volontà di fare algo per Borgo Stazione, dove con che volontà lì, e che è un'ispirazione. Cantare in Furlan è un'ispirazione, perché quando gli ero superiore a Copernico, il mio grandissimo a me mi ha detto, ma tu sei un contadino allora? Perché mio padre tabbai da me per Furlan, e quindi quando mi chiamava, ma tu vieni acchiappati a rientro, o tu vieni su con le corriere, o tabai, con mio padre tabai in Furlan, no? Queste robe mi sono sempre in qualche maniera sì, sono sempre stati Sky, anche se vivo all'estero non dimentichi mai dove che ho vengo. Anzi, vivi all'estero perché quando tu stai a Sky e ti dici tu sei un contadino di là, a destra e a sinistra, tu vedi di schiase come una roba che è disegno di schiampà. No, tu vedi di sculture in nie dice che ti circonda. Poi tutta che sa di dot come un forest, ma con l'abilità di un locale, e tu dici, ma il Friuli è l'unica regione in Europa con 4 lingue ufficiali, italiano, sloveno, tedesco e furlan, con 3 differenti radici, cioè fondamentalmente è il crocevia delle culture europee. E come fa a essere nie queste robe qua, no? Di chiase? E allora dicono che doi maestro c'è tanta ispirazione. Sarà il maestro che clame. Grazie. Grazie. No, forse io ho risposto alle domande prima, Tu hai già attaccato. No, però dicono che le faccio un po' più approfondite. Allora, ringrazio anche io le mie famiglie, soprattutto per
insegnato l'umiltà, i sacrifici e il sudore, che sono rubis che magari non si abbinassero ben alle poesie, ma in realtà credo che entrare in contatto con un mood di vivi che è soprattutto in Furlan, no? post terremoto, no? Soprattutto. E ringrazio di avermi insegnato questo. Allora io a voi agli albori, prima di Mattiuzza, a ringraziare per il mio professore di italiano, che è Francesco Cioli, che è il classico professore all'attimo fuggente di Peter Ware, no? Che mi ha insegnato una roba importantissima dalle vite, il valore della libertà. Libertà che al di voi, insomma, non se le passa benissimo, no? Magari in Italia sting un po' migliore che in altri paesi, però dicono che sono continuamente oppressi, da una violazione delle libertà dal punto di vista mentale, ovvero anche dall'opinione pubblica, ma anche su quel che vorresti esprimere dal punto di vista artistico, no? Perché magari per esperienza personale si tenta sempre di più e lui anche dalle nuove generazioni, anche se non è chiesto il caso, di anche più giovani, che si tenta sempre di tagliare dall'utile, no? Ma utile inteso non utile per fare, utile proprio di guadagno, no? E quindi bisogna sempre usare le parole giuste, perché altrimenti tu vai insomma a rovinarti un po' l'esistenza. Invece con le libertà che mi ha insegnato il mio professore italiano hai capito che è importantissimo tagliare in realtà dall'inutile, no? Fa poesia l'azziri l'inutile, no? Quel che in realtà a cui non interessa, no? Il guadagno in senso stretto. Ma contare le varie forme di libertà all'interno del nostro mondo, no? E quindi mi sono trovato tramite questo concetto a contare con le poesie che è scritta a Domans con un poeta bosniaco che si chiama Jaka Germa e le tratte balcaniche, no, dai migranti. Le poesie si chiama Venire al mondo non è una colpa, è dividuta in due, appunto in italiano e in bosniaco. E all'epoca mi sono sentito libero a raccontare, no, queste storie, che è una storia in realtà di da fuori, perché partiva da un ragionamento che avevo fatto io e che altri poeta su un articolo che era venuto fuori all'epoca 2020, forse 2021, sull'internazionale. Quindi vi ho fatto una diapositive da fuori dalle situazioni, no? Come se il poeta in questo caso fosse il controllore, no, che va sul campo. E tabayant per la prima volta di un tema sociale, no? E quindi addentrante il pensiero poetico dalle poesie civili, così senza l'ascomo da Pasolini eccetera. Mi sono accorto che in realtà fa poesia per me è sì libero da ogni imposizione, non v'è nessuna paura di quel che di contare, perché che conti per me a manco attirarsi sempre insomma una forma di verità, e più verità che libertà non è altro per me. Bien, grazie, grazie. Manchi il nome tu sui mestris e Nicole. Finì il giro dei mestris e dopo i fasi una polse musicale. Senti qui che sono. Ma allora, già prima, insomma, hai citato dal mestris dal presente, no? Dal presente, sicuramente dal futuro, perché no, mureranno mai i mestris, è vero, queste robe. E chiaramente a me ovviamente, ma in ambito musicale il prim proprio te amor probabilmente di piccole, forse era una forma di amore che a volte è stata
per Fabrizio De André soprattutto passò concezione che mi porti da ora anche mo dagli emarginati, dagli ultimi, no? La sua visione delle persone, no? Questo assassino che va all'osteria e l'oste d'osteria sapeva che era un assassino, ma aveva fame, aveva sete, gli ha dati, mangiai di bevi. Per me queste robe, anche di piccole forse mi piaceva la musica e inconsciamente non capivi, e dopo hai capito col tempo e anche come veramente porti da ur questo insegnamento grande, mi piace tanto, come tra l'altro non sarai mai maestra di nessuno e di nessuna, però mi capita come di essere maestra all'asilo di 2 anni e sono tanto contenta. È bellissimo in una situazione tra l'altro che insegnamenti che hai avuto, io vorrei di arrivare a portare proprio di portare io il frusco e invece mi chiati in una situazione dove che per esempio lo dis perché se in tal posto io spardirlo non si può chiacchierare per furlan in tante scuole che altri maestri a nos vietti Tu insegni Saparigi ovviamente. sì a nos vietti che sta a me sono l'unica furlane e ai frus anche a giù in tipo non puoi. Vabbè, non lo dice, in Friuli, sì. Ecco, quindi insomma, mi sento come anche questa responsabilità, sai che vorrei di fare, anche perché questo problema grande qui che per me è importantissimo. Prima si diceva troppo soprattutto con voi, no? Magari di un forest, che però, dove che questa è la sottiera, insomma, tu ti rendi conto troppo fortunati che sì, e dice terra che vi, no? E quindi io anche questo lo hai. Dopo De André, per me i maestri sono stati altri due, sono stati Alvise e Lino Straulino. Loro proprio mi hanno cresciuto, anzi mi hanno fatto proprio capire l'importanza tramite la musica e dopo anche culturalmente, anche studiando dalla nostra terra, prima non lo capivi, e loro me l'hanno spiegato bene con la musica, e quindi dopo gli hai rubato anche un tic il puest, no? Cioè nel senso condividi, dai, insomma, non chiacchieravi neanche per furlan che a volte, e dopo hai capito l'importanza, quindi come mi sento anche la responsabilità di portare là che varresti di essere dopo non è purtroppo. Quindi disin, insomma, hai avuto bei maestri, dai anche mo tanto, hai la fortuna di condividere anche i teatri, i palchi, i concerti, insomma, con tu, dai miei maestri, quindi sono contentissima. E us ringrazio Duce, anche che hai citato. Grazie mille. C'è bien, grazie. Grazie Alvise. E dopo il Sunin. Forse vorrei dire due maestri forse. Un sicuramente all'estate mio pari perché mi ha insegnato a imparare mio pari. Mio pari l'ha fatto il marangon 50 anni e lavorando con lui mi spiegava le robe una volta, ma faceva io di 4 e dopo mi lasciava, mi faceva fame. E quindi che spirito di la roba al mistero, questa curiosità di là io che fa in che gli altri e fa a tua maniera, è stato un gran insegnamento. Che dopo, la seconda roba, mai fa una roba a metà. Tu decidi di fare una roba fin da pit, ti abbassi e avanti. E che qui sono stati gli insegnamenti che in che modo mi portano in davanti sicuramente. E il secondo è il maestro che mi ha rovinato, nel senso che Lino Straulino, io l'ho avuto a elementari proprio come maestri di musica a scuola e a volte si è scritto una lettera a Babbo Natale da che domandavi una chitarra per sapere suonare come il maestro Lino. Non sei mai arrivato, ma insomma sì, già. E appunto in forza di queste robe che mi aveva imparato mio pari, a Milino mi ha insegnato letteralmente da maestri il non da sguardes. Tutto il resto io gliel'hai un tic rubato, dopo
l'anti in davanti, con che l'ho detto che ben o mal mi rangiava su la chitarra, ha detto in frutta, non che su con me. Però ha lasciato un 24 anni, mi ha fatto fare la gavetta per cazzo sbiei. Però no, il che i due qui sono che assalti in furo, sicuramente. Dopo, insomma, arriveranno altri sicuramente in un mondo da che non tu smetti mai di imparare la musica o insomma l'arte in generale, arriva sempre un che tu pensi di bon c'è difficile che le fa che roba e dopo arriva un che non lo sa e ta fas e dopo tu impari da che lei l'importante è la daur lei miglior, no? La daur lei pies, ecco quella è l'antica. Grazie al viso, un battimano allora ai maestri Sanche. Scusa? Tu hai nominato André, no? Che sono sempre queste personalità italiane che vengono sempre semplificati ai minimi termini, secondo me. Un'altra è Gaber che si avviò di pubblicità come di autostrade, no? Pensi? Libertà e partecipazione è un disastro. Però un altro e poi Ossiari alle Gramsci. Io mi sto specializzando fondamentalmente sia in Olanda che come al master in Belgio in studi postcoloniali e Gramsci a Torpa al Mondo è il più grande intellettuale del Novecento, il più grande intellettuale del Novecento e in Italia è politicizzato al massimo. Io sono chiaramente non di destra ma sono super critico con ciò che ho creato che se di disegno le vie che giuste e Gramsci l'ha minimizzato al massimo. Gramsci è stato il premio che ha creato studi postcoloniali, che ha disegno, formalizzato il concetto del subalterno al di fuori dall'esercito ed è stato il premio a tabà di folklore come elemento fondamentale per le vite e per il mantenimento delle culture. È stato il premio fondamentalmente a non tabaen di quanto siamo uguali, ma c'è di tabaen di quanto siamo diversi, no? E quindi se ovvero vecchio di imparare, però è importante che si vio dot ciò che hanno fatto, non come un anno, 2 anni, perché è un percorso, no? Io per il libro che fa Cumano ho domandato le foto di Pasolini che aveva 16 Science e che aveva le divise dalle SS. Ma non perché, ma perché penso che Pasolini sia di uno dei più grandi antifascisti del mondo. Però il fatto di sapere tutte le storie fa scappare come il fascismo ha di una cose italiane, radicate in te culture, che anche il più grande antifascista a 16 anni da intellettuale era interessato a un movimento come quello, e che poi ha preso altre strade ovviamente, però rinnegare queste cose, ecco l'unica cosa per i vecchios, non dismenteai. Per una volta mi hanno detto no, vendi dismenteare perché sennò per voi giovani. No, se si dimentica, si censura, le cose ritornano. No? Hai fatto esempi purtroppo della situazione politica contemporanea che c'è da mettersi le mani nei capelli sia da una parte che dall'altra. Perché mentre qualcuno è proprio esplicitamente fa richiami a quel passato, che mi sembra anche inutile stare a spiegare il fatto che comunque se uno pensa che il fascismo, quello degli anni 30 e 40, è abbastanza alle vonde coglion, no? Gli strobis si evolvono, se le cose si evolvono, il concetto fondamentale è un altro, quando dicevano della nascita d'Italia come da una mentalità imperialista, non è questione di destra e sinistra, è proprio questione di radice al pensiero delle cose. Ecco, il dimenticare e rimuovere è tragico. Il dimenticare e rimuovere è tragico, quindi une robe contaisi dot, raccontateci tutto, anche le cose più dolorose, anche le cose più dolorose.
I maestri si conventing anche per non dismentearsi. Grazie Davide. Sentim un chiam, grazie. Come sapete che i nazisti dell'Illinois sono già fuori a portarnos dopo che Como que és l'undi alla man, quintra un confì segnato dall'aria, princa il wait si emplas di aghe, prendi s'intimido il peis da tierra, e escerà denti che i ogni sclase dal gnocco, parno dati mai motivi di la via finché si è vis. Ma tu vai oltre il team di Castestel, parciri ombres pluilisais, parciri gnots che ognuno al spazio. Tu svalarás oltre il limite che hai voi, e che un sal si è fatto in due, nos lascia sempre i besoi. E il cielo non spiegori, tu ne ridade di malte, un ti quar giù, un ti quar pure, tu lontano, al mondo più donde, e girerai un'altra storia da contare. Una te foe par ponsa, una ti spieghi, una ti ma, e lascerai l'ultimo momento senza secolo, capin plan plan intiermo, che quanto alcol al fas l'amore. Alvise Nodale, bravissimo, intenso, bravo, battiman meritato. Allora, il team per stiampe di corse, avevo promesso di non la massa in davanti più di un'ora. Allora io vi propongo une ultime scloppettate e dopo finim con Nicole. Quindi nome un giro, i coloni sono sempre puntati sui giovani, sempre su prospettivi nuovi. Ultimamente io avevo immaneato anche questi documentari a firme del regista Comuzzi con Martina Del Piccolo, col futuro sotto dagli 6.
con il futuro sotto le ciglia. E allora le domande un tic provocatorie che us fas, con che osserin, anche provocatorie e impegnative, provai a proiettarsi di chi ha 30 anni. Diceveis oppore, c'è che us fasi eppore, e qual è la speranza? Pore speranze di chi ha 30 anni, dove seiso, ce faseiso, in ce crodeiso, non è facile, eh? O hai osato farlo di pessimo maestro in una quinta disperante, in una classe proprio che non si arrivava a sopportare, ma vivaroso, intelligente, e dite, provate a immaginarsi che sarà di chi ha 40 anni, c'è vi odeso, uno alzato le mani al fas, le tombe del professore, vero? Vero? I maestri si hanno di essi glotus, è vero? Allora, futur so dagli sceis, no? Dulà, e qual è la pore più grande, la speranza più grande, a ruota libera. È un codice giuridico praticamente. No, è una patata bollente questo microfono. Mi definirei una sognatrice. Ecco, è così. No, questo per dire che spero di non perdere mai la mia capacità di sognare e di illudermi, perché mi sono anche illusa tante volte, ma vorrei preservarmi così come sono, vorrei continuare anche a portare avanti la gentilezza, il rapportarsi con gentilezza e non smettere mai di sognare, perché a volte vedo persone davanti a me spente e questo secondo me è tristissimo, soprattutto perché mi rendo conto di essere nata in un mondo privilegiato, che ha tanti privilegi, mi sento fortunata ad essere quello che sono, ad avere quello che ho e quello che non ho mi va ben comunque non averlo o se mi importa cercherò di prenderlo, ma mantenendo sempre la mia persona e mantenendomi fedele ai principi. E poi, quindi la mia paura è perdere tutto ciò che vorrei invece preservare. E spero di diventare un buon professionista. Mi basta essere buono, sopra la sufficienza, non aspiro ad essere il migliore assolutamente. E spero di poter avere a mia volta una famiglia, di poter essere io il maestro di qualcuno, non mi dispiacerebbe avere qualcosa da insegnare, al momento non ne ho, però spero di poter avere qualcosa da insegnare a mia volta. Ecco. C'è bellissimo. Se posso consolati, alle sempre miglior illudisi che deludisi. E quindi in questo tu sei sulle buone strade. Prego. Per me spero che in 30 anni non si di più la ius sanguinis, che è fondamentale, ius sanguinis. E spero anche di poter... spero anche che gli archivi fotografici di In come Danilo Ulderica non finissero in fondo in Amsterdam come quello di Tina Modotti, ma in Chiase, che lo spero, e anche il mio. Quindi spero che prima o poi l'archivio si dedica a Chiase, no? Ma specialmente il loro, che è secondo me una roba fondamentale, è un peccato è perduto. Ora come ora, sì, però spero che queste cose qua, ma in maniera particolare le ius sanguinis, perché non esiste il concetto di purezza nel concetto di italianità. Quindi le ius sanguinis va abolite domani binore. C'è Biel, grazie, importante. A parte il fatto che loro saranno anche movise, lotteranno per un grinte, no? Grazie. Federico, sì, lui sarà anche mo poi battaglie. Domande difficilissime, quindi complimenti. No, no, pensi che mi resterà il riguardo che no, non il riguardo passivo e statico, ma spero un riguardo di positività, lasciate qui che avverrà dopo di me, anche se
tra 30 anni sarai 60 anni e quindi probabilmente sarai a lavorare. Quindi mi preoccupa tanto le pensioni, altre robe, però no, dai. Sì, sarai sempre considerato giovane, grande suggerimento. No, diciamo che le mie più grandi ambizioni è la possibilità a che i giovani, allora se saranno giovani, di avere un mondo di arte a tantissimi alternativi scaldi di UE sono pucci, quindi quel che vorrei fare con le poesie incontrando int valide come che è chi vuole, che è di creare una vera alternativa, no, alle vite che viviamo in Duce Dis, e quindi di creare un riguardo che sia di testimone e sigillo di una vita migliore per Duce Quancios, come che è stata per le passate generazioni il post sismai. E vorrei sia con proprio una poesia che si chiama appunto Arresta il riguardo, che a Tabae da Sismai, e io sono assunto proprio da Sismai il dì dall'anniversario del terremoto, e insomma Tabae proprio di costruzioni continue che sono alla fine su cui si basa la nostra società. Arresta il riguardo. Alla voce d'altilimento, arresta il riguardo, platata da urda all'orizzonte, un corpo di forme sclicciate, trasformato dal tempo. La aghe, ciareccia gli giambis, e toccion i ciosse, finché mai le pagine de memorie, lasciati in boccia l'orcolato. Come il tuo desideri, relegata all'ombra di un uomo mai conosciuto. Col gruppo dei sentimenti ha ricostruito il mio paese. Un cason di cianelle dal mezzo delle mie utopie. Il tremore, la tiara di arte e alla fine la vita, l'amore, il misdì dal Friuli. Bravo, grazie. Grazie Gianluca. Nicole. Ma insomma è una domanda tanto difficile, us ringrazio anche per aver giunto voatris, perché io se fosse stata la prima non avrei saputo di, e non sai neanche come il vero, però ecco io non vi ho talk di concreto tra 30 anni, poi dopo 30 tu potevi dire ma 30, insomma è difficile. Però quando pensi al futuro, a me mi vengono tanti i miei fradi, no? Cioè, come se mi sentissi la responsabilità di ciò che faccio, soprattutto per loro. Mio fratello, come ho detto prima, cultuare di science, e mi survince. E quindi ho sempre pensato a loro, poi forse c'è un futuro per loro, no? Allora mi piacerebbe col nostro mistero. E dopo io mi piace di che non faccio da me che, insomma, sono a scuola, dopo mi piace tanto e senti proprio la necessità di lapaplacis, di fare, di chiacchierare, di pensare, di studiare, e di lottare anche per certi robi che purtroppo sì, anche in modo di lottare, ecco, se è una speranza per i miei fradi, per cui che saranno fra 30 anni, che loro non saranno giovani, ma così, anche per loro. Magari che hanno il fatto che hanno insomma in qualche modo spero che hanno conventare poi la in place a vosà, no, in tal senso positivo del termine, per violenze sulle femmine, per l'antifascismo, per il mondo, no, da LGBT, insomma. E mi piacerebbe, io lo faccio con la musica perché è la mia arma, no? È bruttissimo chiacchierare di armi, però se proprio si scugna e fa vela di armi, fai in finte cassette la musica, l'arte, la poesia, la fotografia, no? E il metti il cuore in ciò che si fa, e io ho chiesto, posso fare che è una fortuna gigantesca perché sia chi a chiacchierare con qualcuno mi sta ascoltando, quindi hai una responsabilità enorme e un dovere. E che per me proprio moralmente è una roba che hai di fa bene, hai di robe che puoi fare perché sai che mi ascolta, no? Quindi hai questa grossa responsabilità. Ecco, io spero che con la musica
e col mio lavoro, con tutte le robe che faccio, che non senti più bisogno di chiacchierare e di fare musica su queste robe e di la suonare perché robe per certi robe. Ecco, questa è la mia speranza fra 30 anni. Non so se sarà così, ma così. Grazie Nicole. Grazie Nicole. Alvise non so c'è di 30 anni. È una costante che ho sempre avuto a vita che è qui, quindi a meno che non perdi un braccio, queste sicuramente fra 30 anni sarà anche mo. Forse tra 30 anni si spera che si speri di poter dire si può fare, insomma, quando ti domandi appunto c'è mi stir fast tu puoi dire anche in Friuli, anche in Chiarnia, tu puoi dire fai i musicisti suoni. Insomma di arrivare ora di Vierge un Troi perché che venendo dopo patint perché si patisce a fare quel mestiere qui sono delusioni di ogni banda però è anche tanta pagante e di Vierge un tic un Troi ecco di vei fatal di vei lasciare talc di vei dimostrare insomma che si può fare spero che sforzi speri. Grazie Alvise. Allora, come si alzai in pins una volta. Gianluca Ceccato, Lusan Fevelar, Nicole Coceancic, Davide Degano, Giulia Sassara e Alvise Nodale. Il futuro veramente bielissimo e tant pench di prospettive. Ti appaiti il battimento, andiamo poi fuori. Bras. Come si la sincontunchiante. Grazie a tutti per essere stati presenti e dopo magari se Federico la vuoi di al dopo. Io volevi fare un tocno, ma in realtà ti hai cambiato idea e fa su un piano popolare rivisitato un tic, ma mi insomma un tocco giusto. Non è mai estate ploe che il buon ti non sei tornato, che il buon ti non sei tornato. Anche un cur di male voe non si senti consola, non si senti consola. L'allegria è sempre stata e come che l'estate e come
e l'estadio vuoi cantare con la mia voce che mi fa di veire che mi fa di veire